Ciao a tutti e benvenuti in una nuova esperienza. Oggi ci troviamo a Valbona, frazione di Lozzo Testino, in provincia di Padova. Siamo vicini al Parco dei Colli Euganei e ci troviamo ai piedi del Monte Lozzo. Qui vi porterò a scoprire il castello di Valbona, l'unico castello ancora intero di tutta la provincia di Padova. Andiamo! Un'autentica fortificazione carrarese costruita intorno all'anno 1000. È stata conquistata, distrutta e riedificata più volte. Ed eccoci, siamo nella prima parte del maniero. Questa era la dogana. Qui passavano i carri e le persone che, se servivano, venivano tassati. Dobbiamo immaginare che questa zona a quel periodo era paludosa e quindi l'unica via d'accesso di passaggio era questa. La strada è stata fatta dopo, quando nel 1920 la zona è stata bonificata. Infatti questo era l'accesso pedonale. Le persone che passavano di qua non venivano tassate, ma chi passava con il carro, se serviva, veniva tassato. Adesso qui sopra ci sono dei teli, ma una volta era aperto perché c'erano gli arcieri che in caso di bisogno potevano intervenire. E qui possiamo vedere il ponte che una volta era levatoio. In progetto c'è la ristrutturazione di questo ponte e di farlo abbassare e alzare proprio come una volta. Adesso entriamo nella sala d'armi. Ed eccoci, qui ci troviamo nella sala d'armi. Qui stazionavano le truppe, venivano curati i feriti e in caso di necessità erano pronte a intervenire alla dogana, che era proprio oltre a questa porta. Si tratta di un ambiente assai ampio e particolarmente protetto dalle possenti mura e dalle torri che vi fanno da rinforzo. Qui possiamo vedere che siamo all'interno di una delle torri. Notiamo lo spessore veramente grande di queste mura, che non avevano uno scopo abitativo, infatti qui lo spazio è piccolo, ma aveva uno scopo di difesa e di sorreggere negli anni questo maniero. E noi continuiamo adesso il nostro giro. Eccoci, qui ci troviamo nella sala dei cavalieri. Qui venivano fatte le principali attività, oltre a banchetti e riunioni. Tra le sue mura sono passati nobili, guerrieri, poeti e crociati e durante la Seconda Guerra Mondiale è stato rifugio dei nazisti. In questo piccolo cortile tutto era funzionale al mantenimento della guarnigione. Avevano pollame vario, ovini e caprini e ovviamente i cavalli per i soldati.
adesso saliamo sui camminamenti. E all'improvviso ci troviamo davanti a questa esibizione dei trombonieri che sparano coi trombini, detti anche scioppi o pistoni. Ovviamente sparano a salve a scopo folcloristico. Sotto in descrizione vi lascio il link dove potete scoprire tutta la storia dei trombini. E adesso saliamo sul mastio, alto 22 metri. Andiamo! Qua vediamo i colori della famiglia, sono stati ripristinati, ma gli originali erano proprio questi. Ed eccoci qua, qui soggiornavano le sentinelle. Qua vediamo dove dormivano e qui siamo nella parte più alta della torre. Questo era l'ultimo baluardo di difesa di questo mastio. Infatti, come vedete, il pavimento è fatto in pietra perché anche se veniva appiccato il fuoco e chi restava sopra qua riusciva a salvarsi. E vediamo anche le scoline per l'olio bollente. Voglio ricordarvi che sotto in descrizione trovate il link per avere tutte le informazioni sulla visita al castello di Valbona, e le visite esterne sono libere, invece quelle interne si fanno attraverso la guida. E ora scendiamo. Alla base della torre di nord-ovest, nel punto più freddo e tetro del maniero, possiamo vedere le antiche prigioni, con tavolacci e catene. Si tratta di una ricostruzione recente, ma assai verosimile. E qui abbiamo visto anche le carceri. Continuiamo con il nostro giro. Adesso all'interno del castello troviamo anche una locanda che si chiama la Taverna dei Tre Leoni. E qui trovate una stupenda locanda dove potete pranzare. Cin cin! Grazie mille. E buon appetito. Grazie. Ed eccoci alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto, spero di avervi fatto conoscere ancora una volta un luogo nuovo. Ringrazio la proprietà per averci dato il permesso di girare questo video, ringrazio i gestori Stefania e Lorenzo, molto gentili e complimenti per i piatti. Ringrazio la giovane guida che ci ha aiutato in questo tour.
come sempre, se vi è piaciuto il video lasciate un like e chissà dove ci porterà la prossima esperienza. Montagna, laghi, castelli, grotte, lo scoprirete solo se vi iscrivete al canale, quindi mi raccomando iscrivetevi, a voi non costa nulla, per me è molto importante, e noi come sempre ci vediamo alla prossima esperienza. Ciao!